Rientriamo qui al MacFruit. Allora, dopo la cerimonia di inaugurazione ci troviamo nello stand di Oppo Veneto, sono in compagnia e lo saluto dell'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Panna. Allora, alle nostre spalle anche chiaramente lo stemma della Regione Veneto. Allora, Regione Veneto, Regione partner, e siamo circondati dai radicchi, che è il simbolo di questo MacFruit, assessore. Sì, abbiamo tutti qua i prodotti che abbiamo portato qui a Rimini, al MacFruit, la più importante fiera dell'ortofrutta italiana. Regione partner quest'anno, una regione che comunque non dobbiamo dimenticare è una tra le prime produttrici nazionali in agricoltura, ma sull'ortofrutta, dopo la filiera vitivinicola, arriva l'ortofrutta con 1 miliardo di prodotto lordo vendibile, 11.700 imprese, 46.000 ettari e praticamente 15 denominazioni tra IGP e DOP e 115 prodotti tipici. Quindi qui sono esposti alcuni, ma quelli di punta, quindi noi siamo i primi produttori italiani di radicchio, chiaramente insalate, quindi con il radicchio di Treviso, il variegato, il Chioggia, il Lusia, e poi naturalmente siamo i primi produttori di asparagi, di patate, di funghi, se non lo sa, e quindi sicuramente ci poniamo tra i quarti produttori nazionali di ortofrutta, secondi produttori di mele, pere dopo Trentino ed Emilia Romagna, quindi assolutamente una grande vetrina oggi in cui dimostriamo che i nostri produttori, che si stanno organizzando sempre di più per creare appunto queste organizzazioni di produttori sempre più importanti, stanno comunque non solo costruendo prodotti e varietà buonissime e bellissime, ma stanno anche puntando anche sulla terza, quarta e quinta gamma per appunto aggredire mercati internazionali. Io ho scoperto ad esempio che oggi questo prodotto per prima volta porta sembra plastica, ma questi qui sono contenitori biocompostabili come quelli comunque delle cassette, quindi c'è anche una volontà di sì, produrre, ma anche sempre più biologico, sempre più rispettosi dell'ambiente. Quindi un'attenzione maggiore, si sta evolvendo il mercato verso la sostenibilità. Sì, non è solo la sostenibilità del prodotto, quindi il minore uso di fitofarmaci, la sostenibilità in meccanica, in quella sociale, quella economica, ma anche la biodiversità. Noi stiamo vendendo con l'ortofrutta non solo il prodotto certificato, ma anche l'ambiente che lo produce. Questo è un significato che è molto, la biodiversity cosiddetta, che è molto apprezzata nei mercati esteri, dove sanno benissimo che per avere un prodotto buono, per avere un prodotto comunque salubre che arriva sulle nostre tavole, non c'è solo la coltivazione, non c'è solo comunque l'operosità dei nostri produttori, ma anche tutto l'ambiente intorno a queste produzioni che deve essere certificato, pulito e sistemato. La Regione Veneto è sempre al fianco dei produttori, perché questa è un'eccellenza. Certo, sul mondo dell'ortofrutta noi abbiamo investito molto, perché solo nel piano di sviluppo rurale negli ultimi 2 anni abbiamo investito 20 milioni. 6 milioni e 2 negli ultimi bandi, anche quelli della promozione, e nell'OCM ortofrutta, che ha una dotazione di 320 milioni, il Veneto fa la parte del leone, quindi sicuramente per arrivare nei mercati internazionali ci vuole l'organizzazione dei produttori e quindi creare le grandi aggregazioni, 2 ci vogliono le piattaforme di vendita, quindi fare sinergia tra i mercati ortofrutticoli, quelli veneti sono importanti, Verona, Padova e Treviso, che appunto, e poi la logistica. Qui abbiamo visto aziende con 200-300 camion che vanno in tutta la nazione in un giorno, la ferrovia che si sta collegando appunto con la Cina, ad esempio Padova ha una piattaforma che sta andando a Shanghai quotidianamente, quindi in pochi giorni portiamo la nostra frutta in Cina, ma anche gli aeroporti. Noi dobbiamo creare all'interno dei nostri aeroporti quelle piattaforme di vendita come hanno gli olandesi, come hanno gli spagnoli. Solo così noi possiamo arrivare velocemente nei mercati esteri. Il messaggio in chiusura che diamo ai consumatori da casa qual è? Beh, è sempre quello, consumate Veneto, prendete prodotti certificati, prendete le nostre DOP, le nostre IGP, perché naturalmente con questi prodotti certificati portate a casa per i vostri bimbi, per i vostri familiari dei prodotti salubri e quindi che fanno bene alla vostra salute. Grazie all'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Panna, continuate a seguirci perché Verde Nord-Est continua.